Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Beh, ci siamo perché siamo in diretta, Massimo. Buonasera a tutti. Bene, tutto bene. Siamo sopravvissuti alla Pasqua, alla Pasquetta. Bene, queste cose, queste riunioni, un po' di colesterolo, amici, queste cose, poi qua, un po' là. Vabbè, comunque, si chiude questa parentesi. Siete stati sul Tirreno? No. A vedere le mareggiate? Le mareggiate, no, siamo stati in città. Abbiamo viste, no, in città, rigorosamente in città. Nei giorni comandati, insomma, preferisco rimanere a casa. A famiglia. Leggo qualcosa. Avete già visto inquadrato Giuseppe Graziano, che doveva essere candidato, mi pare, no? Poi non se n'è fatta nulla. Io non dovevo essere candidato. Non doveva essere candidato? E così si diceva. C'era la possibilità di essere candidato al Senato ionico, però ho ritenuto che non fosse la possibilità migliore, nel senso che un collegio così vasto che riguardava 3 province, ho ritenuto che non fosse adatto a chi cura il territorio in un modo dettagliato, puntuale come faccio di norma, e quindi credo di aver fatto la scelta giusta e di continuare a restare vicino ai cittadini, vicino al territorio, vicino alla gente e ai loro problemi. Io credo che a Roma forse un po' ci si allontana da quelli che sono i problemi reali. Meno male che non ha rottamato il coraggio di cambiare. Il coraggio di cambiare va fortissimo. Meno male che non l'ha rottamato. Ha molto entusiasmo intorno a sé e quotidianamente sento che questo entusiasmo cresce, perché ora leggevo stamattina che il segretario nazionale del PD, Martina, dice che bisogna avere il coraggio di cambiare l'Italia. Ecco qui. Al che ho detto forse qualcosa la stiamo facendo. Si può iscrivere. Martina si può iscrivere al movimento. Martina è stato per un po' di anni ministro dell'agricoltura, sono stato suo collaboratore nelle politiche agricole e forestali, ho avuto modo pure di accompagnare in alcune visite istituzionali. E devo dire che non è che abbia cambiato granché al Ministero, e nemmeno da segretario del PD in Lombardia, quindi ora tutti hanno questo coraggio del cambiamento. Anche ho visto il titolo del tuo quotidiano, quando è arrivato Di Maio, che ha detto il coraggio di cambiare la Calabria. Beh, vedo che tutti io me lo sono preso in campagna elettorale questo coraggio di cambiare, ce l'ho con 10.000 cittadini. Tutti iscritti allora? Sono tutti iscritti a questo movimento che evidentemente nel nome almeno l'ha azzeccata, poi vedremo nei fatti, ma credo che stiamo azzeccando anche questo. Quindi faremo, iscriveremo soprattutto Martina, lo iscriveremo per capire qual è il suo cambiamento. Di Maio non credo si iscriva. Di Maio propone già di per sé stesso delle cose nuove, e quindi è giusto che proponga la sua ricetta per cambiare l'Italia. Vedremo se questa ricetta sarà vincente o meno. Meno male che non ti sei candidato anche per quello che è successo dopo, no? Questi seggi che compaiono, scompaiono, c'è stato questo balletto di seggi. Avete presentato con Morrone una denuncia molto forte al CSM, che pensi di questo episodio? Come mai è andata? Noi siamo io sono un cittadino, devo dire che avevo pensato alcune cose e poi per pura combinazione l'onorevole Morrone mi ha chiamato esprimendomi le stesse perplessità e preoccupazioni che avevo io, e quindi dico vabbè, facciamo una comunicazione congiunta. È nata così la cosa. Non c'è quindi un'alleanza politica con Morrone? No, abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche quando eravamo tutti e due in Forza Italia, però voglio dire, c'è un rapporto umano molto buono. Le alleanze politiche poi possono esserci o non esserci, dipende dalle circostanze. Ma ci hai pensato ritornare in Forza Italia, no? Ritornare in Forza Italia? Anche perché hai diritto alla nuova centrodestra, che non c'è più adesso. Io non è che debba ritornare in Forza Italia. Ha diritto però al nuovo centrodestra, no? Io sono presidente di un movimento civico di cui parlavamo prima,
e credo che in questo momento si proponga di stare dalla parte della gente. Se Forza Italia sta dalla parte della gente, stiamo insieme a Forza Italia. Sì, però, ma voglio dire un'altra cosa. Però li vedo un po' in fase questi partiti. Cioè, Berlusconi è stato un grande personaggio per 25 anni, devo dire che è quello che ha resistito di più in questa cosiddetta Seconda Repubblica, però oggettivamente oggi vedere Berlusconi che ripropone le stesse ricette di 25 anni fa, però con 25 anni in più, effettivamente la gente poi non è che l'ha preso così volentieri. Riformulo la domanda. L'accordo trovato col nuovo centrodestra, questa alleanza... Il Movimento non ha trovato nessun accordo con il nuovo centrodestra. Il Movimento... Oh, ce la siamo inventati allora? No, il Movimento ha detto che coglieva, il Movimento aveva fatto un'alleanza con l'Alternativa Popolare. Dopodiché l'Alternativa Popolare nemmeno loro sapevano bene dove andare. Va bene chiarirla, l'Alternativa Popolare, perché noi abbiamo fatto un accordo con l'Alternativa Popolare in cui prevedeva che il Movimento potesse avere anche un ruolo nazionale che poteva dare Alternativa Popolare a un movimento che non ce l'ha in questo momento. Era questo l'accordo. Nel momento in cui l'Alternativa Popolare si è sciolta, noi l'accordo l'avevamo fatto con Alfano e con Gentile. Nel momento in cui il sottosegretario Gentile ha deciso di aderire a Forza Italia, il Movimento ha detto che ci sentivamo garantiti da Gentile, che aveva firmato questo accordo, anche eventualmente in questa nuova sua adesione. Ma noi non abbiamo aderito a Forza Italia, però al centrodestra. Era diciamo per far sì che il movimento avesse anche uno sbocco nazionale. Le circostanze, come abbiamo detto prima, non ci sono state, l'accordo politico è chiaro che è sciolto. È sciolto l'accordo? Assolutamente sì. Quindi mani libere, nel senso che si può guardare anche al centro-sinistra, per esempio. Ma perché fate queste domande a noi e non le fate quando viene un rappresentante dei 5 Stelle? A chi guardano loro? Io dico da 3 anni che noi non guardiamo né a destra né a sinistra, guardiamo alla gente. Allora la informo. Ma ci sono tanti di quei problemi dei cittadini. Allora la informo. Ieri sera ho avuto ospite Laura Ferrara, che mi pare sia un elemento di punta del Movimento 5 Stelle in Calabria. Che cosa ha detto Laura Ferrara? Loro si alleano con chi condivide le loro idee e i loro programmi. Vabbè, ecco, quello che dicono tutti, diciamo. Quello lo dicono tutti quanti. Vieni con me. Anche uno di Forza Italia del PD te lo dice. Quindi noi non ci alleiamo con tutti, nel senso che... Ma sta pensando però alle prossime regionali. E come no? E ci mancherebbe. Sta già lavorando, abbiamo lavorato anche ieri, abbiamo fatto un lungo... Ma con chi? Un lungo incontro del movimento, dei vertici regionali, eravamo molto ristretto, diciamo, dei soci fondatori dell'ufficio di presidenza. Con chi? Ma noi potremmo anche andare da soli. Da soli? Eh sì, perché no? Pensa che la polverizzazione, no? Cioè si è passati appunto, quantomeno è un tripolarismo, no? Adesso. È una cosa che non escludiamo, fermo restando che potremmo anche fare delle alleanze che al momento non so dirti con chi, le faremo con chi ci sta. È chiaro che devono essere di rinnovamento. Noi non faremo alleanze con... È molto difficile che faremo alleanze con i partiti tradizionali. E allora dovete aspettare un po' che va a modificarsi lo scenario anche io credo che lo scenario sia già modificato, perché quello che è uscito fuori in Calabria alle ultime elezioni parlamentari è una modificazione sostanziale. Dobbiamo però vederle adesso su altro tipo di elezioni. Io credo che ci siano 4 poli, se così si può dire, comunque 4 agglomerati che potrebbero essere presenti in Calabria. Sì. Uno è quello chiaramente classico del centro-sinistra, uno classico del centrodestra, un altro è chiaramente il Movimento 5 Stelle e un altro secondo me potrebbe essere, c'è spazio per un'area civica ulteriore che sia di protesta relativamente, che vada a raccogliere quelle che sono le negatività di questa regione e vada a proporre in positivo un programma che possa far sì che la Calabria, dopo 20 anni di regionalismo e di alternanze di uomini di centrodestra e di centrosinistra, non ha portato risultati, e noi credo che ci sia lo spazio per poter intercettare i consensi dei cittadini. Vediamo se ho capito bene. Parlo di 4 anni. Vediamo se ho capito bene. Sì. Lei posiziona questo contenitore, no, del coraggio di cambiare, sì, e dice a tutti i movimenti territoriali che hanno, come dire, l'esigenza, avvertono l'esigenza di contribuire a cambiare le cose, di confluire in questo contenitore.
È proprio quello che ieri sera abbiamo ma tu non eri presente, però non ho capito come. Vabbè, sei un fino osservatore. In effetti è l'idea che ieri è stata detta, ieri pomeriggio, di far sì di collegarci con tutti i movimenti civici esistenti, ma anche con forze sociali esistenti sul territorio, non quelle classiche, però ci sono tante forze sociali presenti che fanno tante relazioni sociali, tanta vicinanza sociale ai cittadini, quindi credo che andremo verso questo percorso, proveremo a fare questo percorso, non so le difficoltà quali siano, vedremo se riusciamo a farlo, però l'idea è questa e credo che faremo anche da qui a prima dell'estate una convention. Non è una convention, a me piace fare una cosa con i cittadini, come abbiamo fatto quando presentammo il movimento alla Mezzia Terme, c'erano 1000 cittadini, non c'erano rappresentanti istituti. Noi vorremmo fare la stessa cosa, in cui vorremmo ricavare le idee per questa nuova, le idee per un nuovo governo regionale, però idee che possono portare a risolvere i problemi atavici di questa regione, perché è vero che poi diciamo il problema del lavoro, il problema della sanità, ma questo lo dicono tutti. Io vorrei capire come si possa risolvere il problema del lavoro, perché dire che il problema del lavoro è molto semplice, lo dice pure Oliverio che il problema del lavoro, nonostante da 3 anni e mezzo governatore non abbia fatto granché. Quindi io credo che bisogna proporre cosa vuol dire il problema del lavoro, cosa vuol dire far uscire la Calabria dalla povertà. Pensate, avete letto i dati tutti quanti, no? Cioè il comune più ricco della Calabria, che è Versoverato, 20.000 euro di reddito pro capite, la media italiana è 22.000 euro. Il comune più ricco d'Italia 50.000 euro. Quindi voglio dire, è chiaro che c'è molto da lavorare, ma il lavoro che è stato fatto in 20 anni qual è stato? E allora noi chiameremo a raccolta tutti i movimenti da qui a 2 mesi, come giustamente hai già intuito tu, per proporre qualcosa di diverso. Vediamo, è una scommessa che ieri sera mi hanno lanciata all'interno del movimento, che io ho raccolto e che porterò avanti. Allora, un altro tassello secondo me, scusami Massimo, un altro tassello, perché adesso cosa hanno pensato a questo contenitore? È l'occasione, la prima occasione utile per misurare, per verificare la bontà di questa idea, le elezioni nei comuni, questi 50 comuni calabresi, siccome nei comuni solitamente i partiti tradizionali difficilmente hanno il loro simbolo, si presentano ben strutturati e c'è in questo tipo di consultazioni c'è un proliferare di liste civiche, di movimenti territoriali, localistici, no? Forse immagino che questa sia la prima possibilità. Ma guarda, io credo che questo sia uno step troppo ravvicinato, cioè nel senso che non ci sono però grandi comuni, perché nei comuni piccoli è chiaro, storicamente si fanno le liste civiche, la sveglia, le campanile eccetera, è chiaro che si fanno, però voglio dire, forse la tornata elettorale più importante sono le comunali dell'anno prossimo, dove vanno al voto Vibo Valenza, va al voto Corigliano Rossano per la prima volta, va a voto Rende, va a voto Castroville, vanno a voto comuni grandi, non so se andrà a voto pure Isola Caporizzuta, da vedere cosa diranno i commissari. Sono comuni che che incidono fortemente sul numero degli elettori in Calabria. Io credo che noi soprattutto in quella tornata elettorale, soprattutto in quella là, perché abbiamo, credo a Vibo, grosse chance di poter avere una candidatura importante, anche una coalizione importante, anche lo stesso nella nuova città unica di Corigliano Rossano, chiaramente che è la mia scommessa per eccellenza, dopo che chiaramente è stata la scommessa creata. Adesso ne parliamo. E poi Rende, no, dove già abbiamo un candidato. Un titolo potrebbe essere, per esempio, dopo queste prime battute, che nasce questo quarto polo. Nasce un quarto polo calabrese, però io ci vedo Beh, questo credo che qualcun altro ne avrà pure parlato, qualche cenno c'è stato in giro, no? No, anzi, io penso che se ne sia parlato pure troppo, nel senso che vedo che c'è una corsa al civismo esagerata, ne avevamo chiesto anche ad Occhiuto, no? Anche Occhiuto ha detto il civismo, tutti quanti adesso si richiamano appunto al civismo. Il problema è che ci sia una polverizzazione, una confusione nei elettori forse eccessiva, insomma. Come fa lei a dire io sono il civico e quello no, insomma, anche il centrodestra, non so che cosa si evolverà da qui a poco, ecco. Mario Occhiuto ha espresso una sua ambizione personale che è legittima, come è legittima l'ambizione di tutti, però deve chiarire
se dal venerdì al lunedì cosa è cambiato, perché se venerdì, io vorrei capire dal sindaco di Cosenza, perché lui venerdì ha fatto uno spot per Forza Italia, proponendo quindi di votare il fratello e la vice sindaca, e poi lunedì si pone a capo di una coalizione civica. Quindi è chiaro che un po' di chiarezza vogliamo saperla dal sindaco, poi noi dialoghiamo con tutti, anche col sindaco di Cosenza se necessario. Ma anche Oliverio un domani potrebbe uscire e dire io mi Beh, ricandido Oliverio con una lista vedo che un po' molti più consiglieri complessa. anche di centrosinistra pensano a questa storia, insomma. Perché molti consiglieri di centrosinistra pensano a questo, è vero, ma lo pensano per un fatto contrario a quello di Oliverio, cioè nel senso che credono che con Oliverio non vengono, si vanno ad imbarcare in un vicolo cieco, allora pensano di potersi candidare in Cercano un'altra di area per smarcarsi da poter avere Oliverio, delle la facciamo possibilità di candidatura. Per la sopravvivenza. Brutale. Per la sopravvivenza, in quel caso è un ragionamento diverso. Io non credo che Oliverio faccia un amplessamento civico. Ieri sera, alla fine rimarrà nel PD. Il PD sarà dominante, credo. Se rimane il PD. Se rimane il PD rimarrà con quei pochi voti che gli sono rimasti, come anche Forza Italia in Calabria, quei pochi voti tranne l'area Regina. Ieri, proprio tra le domande fatte a Laura Ferrare, ne ho fatto una relativa alla possibilità che potesse essere la candidata governatrice della Calabria. Ha detto che non lo esclude, ci sta che pensando, sta ricevendo molte sollecitazioni e che poi deciderà insieme a tutto il movimento. Quindi già finita la tornata del 4 marzo, la politica 5. sta già proiettando la proiezione l'attenzione all'anno prossimo, chiaramente. Anche inframmezzata da queste europee, insomma. Anche la candidatura della Ferrara è Rose, un'ottima candidatura, un volto nuovo, una persona che mi pare riscuota stima, ma al di là di questo, proprio per delineare uno scenario che al momento potrebbe già prendere corpo, no? Questo scenario, perché parlavamo di questi 4 poli, queste 4 grandi aree che si giocano la fetta del consenso più ampio in questa regione e già cominciano ad esserci. Certo, adesso bisogna capire anche le mosse del governatore che dice io mi ricandido, ma deve rifare la giunta, deve riaggiornare la giunta, modificare la giunta, deve accontentare i consiglieri regionali. Infatti si è inventata questa idea un direttorio, no? come si chiama? Una cabina di regia, vabbè, queste con una serie di cose, sono formule. Quando sento le cabine di regia, siccome Oliverio, perché mi viene a sorridere, siccome Oliverio ho visto che è molto lento nelle sue proposizioni, se poi si mette a fare pure una cabina di regia che normalmente quando si fanno le cabine di regia, le commissioni di inchiesta, ne ha fatte tante lui in questo periodo, di solito si prende tempo, allora si fa una cabina di regia unita alla sua lentezza storica di questi 3 anni e mezzo, forse si ritroverà che le elezioni sono state già fatte e lui ancora sta studiando come fare la nuova giunta. Però io dico, la lentezza di Oliverio, tutto quello che vogliamo, però viva Dio l'opposizione, no? Che doveva testimoniare evidentemente la lentezza, questa lentezza, doveva urlarla, doveva alcune volte cavalcarla anche dal punto di vista politico, non mi pare ci sia. A me pare che dopo il 4 marzo sia scomparsa, se c'era, sia scomparsa completamente l'opposizione anche in Calabria, nel senso che io credo è bene essere chiari in questo. L'opposizione sta tenendo il numero legale in Consiglio regionale. Quindi se l'opposizione volesse, il Consiglio regionale per le difficoltà numeriche di Oliverio all'interno del Consiglio, perché la maggior parte, molti consiglieri di sinistra di centro-sinistra non stanno più partecipando ai Consigli regionali proprio affinché il numero legale manchi. Però invece viene garantito dall'opposizione, quindi vuol dire che l'opposizione cerca anche di far perdurare la sua permanenza all'interno del Consiglio e che i consiglieri regionali non vogliono rinunciare alla loro indennità per un altro anno e mezzo. Questa è la verità vera, se dobbiamo dirla tutta. Allora tu trovi un'opposizione spenta che magari fa il comunicato stampa, il proclamo, poi va in Consiglio, però garantisce che Oliverio continui a governare per un anno e mezzo. Allora la sfida che io lancio è all'opposizione, quale sia l'opposizione, poi non l'ho ancora ben definita, in Consiglio regionale, che dica togliamo
la corrente a questo governo regionale che non sta facendo il bene della Calabria e andiamo subito al voto. Forse non conviene a nessuno, vista la situazione politica attuale. Vai al voto al buio. Ma le sfide vanno fatte proprio in questo periodo. Se uno ha il coraggio di farlo, allora il coraggio l'abbiamo a parole, dobbiamo averlo anche nei fatti. Se Martina vuole fare, ha il coraggio, deve rinnovare il PD. Se poi rinviano l'assemblea di 2 mesi, poi di altri 2 mesi, di altri 4 mesi, come stanno facendo anche in Calabria, allora vuol dire che questo coraggio non ce l'hanno. Il coraggio di cambiare. Il coraggio di cambiare. L'Italia. Sempre l'Italia. Intanto partiamo dal cambiare la Calabria. Poi verrà sostituito l'Italia con la Calabria. Noi il coraggio abbiamo dimostrato di averlo, perché creare una terza città in Calabria con le difficoltà, ma poi ne parleremo dopo, hai detto, quindi aspetta un po' quando ne parleremo. Non voglio affrontarlo ora l'argomento, dopo lo dico. Però il coraggio abbiamo dimostrato di averlo. Che esprime un deputato adesso. E questo l'abbiamo fatto, prima parlavi di opposizione. Io parlo di opposizione, noi questa cosa l'abbiamo fatta dall'opposizione, non dal governo. Cioè paradossalmente in questi 3 anni e mezzo di legislatura la cosa più importante che è stata fatta è la creazione di questa grossa città sullo Ionio. Questa grossa città che però non è mai riuscita. L'ha fatto l'opposizione, che da tempo, la proposta di legge di uno che era l'opposizione. Però che da tempo non riusciva ad esprimere, non riusciva ad esprimere, i partiti tradizionali non riuscivano ad esprimere rappresentanti del territorio a Roma. Adesso invece mi pare che sono stati eletti fra Rossano e Cogliano 4 parlamentari, 3 deputati ed una senatrice di 5 Stelle. Tutti 5 Stelle, vero? Tutti 5 Stelle, però devo dire che io ho colto subito questo passaggio, cioè 5 Stelle fa il proporzionale nell'area Calabria Nord, nel proporzionale Calabria Nord, e mette al primo e al secondo posto 2 della città di Corigliano Rossano, quindi vuol dire che 5 Stelle su questa città ha inteso puntarci, mentre altri partiti al primo e al secondo posto lo sono presi chi storicamente rappresentava il partito, mettendosi al primo e al secondo posto nel proporzionale nord e sud addirittura, e quindi sempre un poco senza centrica questa cosa. Ebbene, 5 Stelle ha deciso: io metto 2 rappresentanti della nuova città. Io dico che questo ragionamento l'ho apprezzato molto ed ha funzionato, perché addirittura poi ne hanno eletti 4, quindi hanno avuto un grosso consenso in quell'area. Io dico che loro l'hanno azzeccata e hanno fatto benissimo a fare questo. Posso chiederti cosa hai votato? Io cosa ho votato? Io ero tentato dal votare il movimentismo, lo dico con molta franchezza, ma non perché in effetti nella proposizione elettorale dei programmi che c'erano oggettivamente di Berlusconi ho detto, del PD stendo un velo pietoso di quello che il cambiamento che Renzi ha rappresentato è stato un ritorno all'antico, e perciò diceva a Martina queste cose che ha governato con lui, ed oggettivamente poi andando ad eliminare, fai vari raggruppamenti, poi ti ritrovavi in automatico a scegliere 5 Stelle. E così io non ho votato poi 5 Stelle alla fine, perché chiaramente non me la sono sentita, ma non avendo il simbolo del mio movimento sulla scheda elettorale, sinceramente mi identificavo più in 5 Stelle che negli altri partiti. Quelli che con te hanno condiviso la nascita di questo movimento si identificavano più in 5 Stelle. Quindi hanno votato 5 Stelle. No, hanno votato, però oggettivamente non hanno votato 5 Stelle, poi non lo so. Non puoi saperlo. Può darsi pure che alcuni hanno votato 5 Stelle, ma altri no. Però oggettivamente chiacchierando, discutendo fra di noi, anche ieri molti di loro hanno confessato di aver votato 5 Stelle. Se questi numeri ieri eravamo un nucleo ristretto, posso dire che il 50% aveva votato 5 Stelle. No, voglio dire, anche poi i sondaggi, per esempio, all'inizio sembravano dare il collegio ma credo camerale. Forse più del 50%, perché alcuni l'hanno confessato nell'assemblea, altri non l'hanno confessato, già ma al 70%. Io credo molto di più. Io penso che i miei elettori, gli elettori miei delle regionali, che erano degli elettori un po' atipici, non si identificavano, al di là che io ero candidato col centrodestra in un'area. Votavano la persona. Votavano la persona, ed anche a chi simpatizza per il movimento, per la maggior parte abbiano votato 5 Stelle. Su questo non ho dubbi. Vabbè, mi pare che sappia il candidato che poi è il risultato dell'uninominale, ha sfondato il 50, ci è arrivato più vicino, insomma, nonostante come avversario. Il 50 a Corigliano e quasi il 50 a Rossano, ma Rossano aveva un candidato locale, nonostante ciò nel centrodestra, nonostante ciò ha preso il 46% anche a Rossano. Il PD schierava un big come Ferdinando Aiello, insomma, che è deputato uscente, quindi insomma, voglio dire. Io guardate,
avevo fatto un sondaggio elettorale, no? Nei paesi circostanti del collegio prima che si andasse alle candidature. E devo dire che ero tornato dissi a casa mia, dissi a mia moglie la sera, dico guarda, vincerà 5 Stelle dappertutto. C'è anni che nei paesi, se ti candidi tu ti votiamo, se no votiamo 5 Stelle, ma già quello voleva dire che la gente era orientata a votare 5 Stelle, così è accaduto. Dove sono usciti i voti 5 Stelle? Ma andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, torniamo in studio perché anche mentre in onda la pubblicità, voi vedete la pubblicità si stava... Ho usato un'espressione che non posso ripetere, ma io la condivido. No, discutevamo della mia domanda che poi nell'incalzare del ragionamento abbiamo un po' trascurato. Posso dire una cosa, sto fatto che tu hai fatto questo studio così mi piace molto, perché è molto conviviale e secondo me riesce a far dire alle cose, riesce a far dire così in più alle persone. Vabbè, ci proviamo. Li hai messi in una condizione di debolezza, ci metti in una situazione di debolezza ulteriore. Un bicchiere di vino. Debolezza ulteriore, specialmente un inesperto come me che non è abituato a questi palcoscenici. Un'idea, prossimamente vedrete un tavolo con un po' di formaggio, un po' di pane, un po' di aperitivi di vino, sì, per renderla ancora più anche un buon prodotto conviviale. calabrese sarà, io ti porto il sacchetto di Longobucco, non so se tu l'hai mai assaggiato, che è una cosa prelibata. Ma cos'è un salume? È un salume che si conserva, cioè praticamente si prende la parte migliore, la parte magra del maiale, una parte magra, quindi come il filetto, diciamo. e si mette all'interno il sacchetto. Cos'è? È la cotica del maiale, del piede del maiale, quindi di sosta non c'è nulla all'interno e fa da contenitore, viene cucito a mano e poi messo a bollire. Ti dico che è il salume migliore della Calabria, ti assicuro, al di là poi chiaramente c'è l'anduia, ma questo è un totalmente un salume Io sono diverso. vegetariano, ma faccio... Ti dovrò invitare a Longobucco, al mio paese, con un buon bicchiere di vino a Longobucco. Torniamo a bomba. Lo sciacchineddu. Vabbè, in attesa quindi di saggiare questo salume. Torniamo a bomba e torniamo alla domanda. Per esempio Mario Oliverio, Mario Oliverio, ma per dire prima parlavamo di lavoro, no? Questo sarebbe un prodotto da valorizzare, per Longobucco potrebbe essere una risorsa, ma nessuno lo propone. Tanto è vero che voi non lo conoscete. Come tanti altri come tante altre cose. No? Questo è un discorso qui parliamo del lavoro. Ma poi non ne usciamo più. Se ci infiliamo andiamo alla politica che a voi piace. Dovremmo parlare rimaniamo sui vostri temi. Siete voi che conducete, quindi io devo seguirvi. No, noi abbiamo fatto una battuta sulla Corte d'Appello dicendo forse Graziano ce l'ha con la Corte d'Appello per quello che è accaduto in Consiglio regionale, ma era soltanto una battuta per capire meglio questa denuncia sui risultati invece delle politiche, su questi 4.000 voti che appaiono da una parte e dall'altra. Allora, premesso che io non ce l'ho assolutamente con la magistratura, come ben sapete, perché voi fate la cronaca, quindi seguite la cronaca. Io sono uomo delle istituzioni, ma nel periodo in cui ho fatto il direttore generale della Calabria ho avuto la sventura di avere 9 processi, tutti per abuso d'ufficio e per il falso è legato all'abuso, insomma. E devo dire che è una pagina brutta della mia vita, perché su fatti inesistenti, da 8 sono stato completamente assolto, il 9 è in via di chiusura, già il PM ha chiesto la soluzione, ma per dire che non ce l'ho con la magistratura, ho fiducia nella magistratura, tant'è vero che io mi sono completamente messo nelle mani della magistratura per queste vicende personali e devo dire che la magistratura ha giudicato nel modo corretto, quindi non posso essere contro la magistratura, sono ancora ufficiale di polizia giudiziaria, quindi non potrei assolutamente, sono dipendente dall'autorità giudiziaria. C'è però una preoccupazione forte ed anche grave per quanto è accaduto alla Corte di Appello di Catanzaro, ma non nei confronti dei magistrati, perché nel comunicato stampa si parla di un errore commesso da un funzionario
della Corte di Appello. Pensate se questo errore fosse stato commesso alle elezioni regionali, che non ci fosse stata la Corte di Cassazione. Da dire che la Corte di Cassazione aveva già trasmesso l'elenco degli eletti, dei deputati al Parlamento. Certo. Orso Mars era il 330° parlamentare eletto della Camera dei Deputati e quindi poteva benissimo già andare lì e prendersi i suoi tesseri di riconoscimento personale, tutto ciò che sia. Non è andato. Allora voglio dire, se questo errore fosse stato commesso in un'elezione regionale, o puta caso è stato commesso in passato, nessuno l'avrebbe portato alla luce, quindi ci sarebbe stata un'elezione magari di un presidente di regione per pochi voti, per 4.000 voti al posto di un altro, può esserci in futuro. Ecco perché riteniamo che sia una cosa di una gravità inaudita e noi abbiamo chiesto alla Corte di Appello stessa o al CSM o al Ministero della Giustizia, non abbiamo fatto una denuncia in sede penale come ha fatto Forza Italia, abbiamo chiesto un accertamento interno serio e che spiegasse effettivamente a noi cittadini, a noi calabresi che cosa è accaduto. E poi c'è una cosa altrettanto inusuale, che si riunisce in sessione straordinaria la Corte di Appello e si riunisce in sessione straordinaria la Cassazione, dopo che già la proclamazione degli eletti c'è stata. Già avvenuta. Qual è stato l'impulso che ha fatto sì che la Corte si riunisse di nuovo per andare a ricontare i voti? Poi in 2 ore sono stati ricontati, quando prima c'era stato un lavoro di 11 giorni. Beh, signori miei, io credo che qualcosa vada chiarito, ma non perché ci siano state fatte delle cose che non andavano fatte. Noi pensiamo che sia stato fatto tutto nel modo corretto, però va detto cosa è accaduto. Io non ho capito cosa sia accaduto. Ho necessità, come cittadino calabrese, di sapere cosa è avvenuto alla Corte di Appello. Quando qualcuno scrive che si è sbagliato un totale nell'Excel, sappiamo tutti che l'Excel ti dà il totale in automatico, non lo puoi sbagliare il totale. Allora l'errore dove è stato commesso? Dipende cosa ci metti, dipende cosa ci metti nella colonna. Perfetto, ecco perciò parliamo di manina. Questa manina è stata una manina involontaria o una manina volontaria? È un punto interrogativo che abbiamo fatto ed è un punto interrogativo a cui vorremmo una risposta, dato che si è parlato spesso di manine in Calabria. Non ho capito nemmeno la denuncia penale, cioè che c'entra la questione che presentò Forza Italia. Cioè, altra cosa strana è questa il procedimento penale rispetto a un che noi abbiamo rilevato e continueremo a rilevare fino a quando non avremo chiarezza. C'è stato un gran baccano quando è stato proclamato eletto Orso Marso da parte di Forza Italia. A livello nazionale, è finito su tutti i giornali nazionali ed anche addirittura nei telegiornali nazionali. Voglio dire, e si è parlato che Forza Italia hanno asserito nei comunicati stampa di aver presentato una denuncia all'autorità giudiziaria. Tanto è vero che Orso Marso replica e dice: se avete presentato una denuncia ditemi chi è che ha commesso il reato, contro chi l'avete presentato. Loro hanno risposto contro ignoti. Ora si viene proclamata la parlamentare di Forza Italia e viene asserito nei comunicati stampa, anche in risposta al nostro, che non c'è una denuncia o che la denuncia verrà ritirata. Una denuncia di tal genere non può essere ritirata. Allora la denuncia c'era o non c'era? La denuncia che fine ha fatto? C'è un accertamento della polizia giudiziaria o non c'è? È stata semplicemente minacciata per indurre la Corte a rivedere il dato elettorale? Gli interrogativi sono tanti, quindi fate bene voi a ritornare su questo argomento. Io credo che questo aspetto merita di essere approfondito anche da parte vostra. Orso Marso nei prossimi giorni. Sì, che è diventato famosissimo, prima con la storia di Mancini. Poi cioè non può finire a tarallucci e vini. Quindi anche Orso Marso deve dire cosa succede dopo la non proclamazione. Pare che sia orientato a fare dei passi anche lui, perché credo che principalmente lui debba pretendere chiarezza e trasparenza massima su quello che è accaduto. Noi non tifiamo per nessuno, vogliamo semplicemente che i fatti siano chiari e trasparenti, perché il cittadino elettore deve sapere il suo voto a chi va. Io l'ho chiesto prima con Morrone, questa cosa insieme con questo sodalizio con Morrone. Non è un sodalizio politico, ci mancherebbe altro. No, noi abbiamo, l'ho detto prima, per puro caso... Sì, no, l'ha detto. Ha detto che è stato un caso che pensavano alla stessa cosa. Le fa finta che le è sfuggito, glielo ricordo. Io ho detto che per puro caso il giorno che è uscita fuori sta notizia ho pensato
ripensato a queste cose che ho anzidetto, mi ha chiamato Morrone la mattina dopo dicendo le stesse perplessità, e quindi abbiamo detto facciamo, si chiama sintonia, io ho un buon rapporto, empatia, ho sempre avuto un buon rapporto con Ennio Morrone e continuo ad averlo, perché è una persona che può essere simpatico, antipatico, poi ognuno si fa l'idea sua, però è una persona che, anche dal punto nonostante un ingegnere, anche dal punto di vista amministrativo è un buon osservatore, è una persona anche ha una capace per la sua grande esperienza. E poi è presidente della commissione vigilanza in Calabria. Ma questa fusione... Tu vuoi sapere se Morrone fa parte anche lui dell'area civica? Questa è la domanda, non lo so se ne vuole far parte. Se era questa, no, ma lui magari dice qualcuno più malizioso può pensare che è una cosa fatta contro Forza Italia. No, non è così. No, qualche malizioso potrebbe pensare. Io ho detto che noi non tifiamo né per l'uno né per l'altro candidato. Però anche se magari può esserci un pizzico di dente avvelenato, ma questo è nei confronti di chi? Di dente avvelenato nei confronti nei confronti di Forza Italia, magari un certo senso. Io da Forza Italia sono andato via autonomamente, non mi hanno cacciato. No, ma per rispondere a Massimo che diceva... Poi devo essere grato a Forza Italia, alla Santelli. Ai maliziosi, non a me. Io sono grato all'onorevole Santelli e a Roberto Ciuto che mi hanno proposto la candidatura alle regionali. Ho fatto una campagna elettorale autonoma, indipendente. Da indipendente mi sono candidato e quindi sono grato a loro di avermi dato questa opportunità di poter andare a rappresentare i cittadini calabresi nella massima assise regionale. Ho avuto l'onore di essere consigliere regionale, perché è un onore, oltre che un onere, perché vuol dire rappresentare la propria terra, di aver fatto parte dell'ufficio di presidenza per 3 anni e quindi di questo ne vado orgoglioso e quindi devo anche a loro questo. Ti manca un po'? No, non mi manca perché mi sono reso conto che si può continuare a fare politica anche al di fuori delle istituzioni. Mi manca una cosa, non essere nelle istituzioni e poter incidere all'interno delle istituzioni. È chiaro che se non fossi stato consigliere regionale avrei potuto proporre la legge Graziano della città unica, non avrei potuto oppormi in consiglio regionale ad Oliverio sul fatto di pretendere una gara unica per i trasporti. L'ho fatta all'interno del consiglio regionale, l'ho chiesto ad Oliverio nel primo consiglio regionale, quando lui dettò le linee programmatiche. Devo dire che nel piano dei trasporti, che poi io ho votato, lui questa cosa l'ha messa, ma non l'ha ancora realizzata, quindi è rimasta nel libro dei sogni. Però sono cose... Ho ottenuto di far mettere l'aeroporto di Sibari nel piano dei trasporti. È chiaro che in questo caso mi manca, perché in alcune cose non puoi incidere non essendo all'interno, anche per chi mi succede, al di là di, come gli altri, di fare la politica dal basso, per modo di dire, cioè voglio dire, io vorrei che incidessero di più i consiglieri regionali. Io credo di aver inciso senza falsa modestia, quindi in questo caso mi manca. Per il resto no, perché devo dire che mi sono concentrato molto nel contatto con la gente, che magari avevo chiaramente di Riffo di Raffa un po' trascurato. Se la memoria non mi inganna, eri ospite in una trasmissione insieme a Franco Sergio, se ricordi, facemmo una trasmissione in cui Franco Sergio ammise candidamente del fatto che il Consiglio regionale praticamente incide poco o nulla su quello che è l'orientamento amministrativo e le iniziative politiche che assume di volta in volta il governo regionale. Dice, ma noi non contiamo praticamente nulla. Invece adesso tu stai esaltando il ruolo del consigliere regionale. Io lo esalto il mio ruolo, quello che ho fatto io in consigliere regionale lo esalto perché credo di aver lasciato una traccia, perché se un consigliere regionale lascia una traccia vuol dire che qualcosa di buono l'ha fatto. È vero, è vero che la maggior parte dei consiglieri regionali in tutti questi anni una traccia non l'hanno lasciata, ma non l'hanno lasciata nemmeno i presidenti delle regioni. Forse chi governa ha meno possibilità magari, perché o alza la mano o non la alza, perché chi detta le politiche è il presidente della regione per chi governa. Quindi capisco l'imbarazzo e la difficoltà del collega Franco Sergio, perché chi fa parte di una maggioranza di governo si trova in grosse difficoltà, o condivide o non condivide, le linee le dette il Presidente della Regione. Forse un intervento nello statuto da questo punto di vista per dare più valore al Consiglio regionale? Credo vada fatto, perché ma poi c'è un problema. Oggettivamente Franco Sergio ha ragione, il Consiglio regionale lo diceva allora, non so se Oliverio ha esauterato il Consiglio dalle politiche di governo.
questo è vero, ma l'hanno fatto anche i suoi predecessori, non credo che Scoppelliti abbia fatto diversamente. No, è proprio una questione di statuto che non dava la possibilità. Ma è anche una questione economica, cioè molti consiglieri regionali dicono siccome il bilancio della regione è ingessato, non ci sono i soldini per fare le leggi, per cui le leggi che scriviamo, anche le migliori... Su questo punto invece devo dire che il consigliere regionale di maggioranza, ma anche qualcuno di maggioranza che fa traffici con la maggioranza, quando arriva il bilancio è vero che la maggior parte è per la sanità, ma poi c'è una parte che non è per la sanità. E là le prebende sono state date anche in questi anni in cui i consiglieri sono presenti, quindi non è che le prebende non le hanno date, ne hanno date di meno perché c'era meno possibilità, ma diamo i soldi alla festa Tizia e Carla, hanno dato pure. Come la pensi? Comunque voglio dire, il consigliere regionale incide se ha la capacità di incidere. Ci siamo, su questo non ci sono dubbi. Qual è il tuo pensiero su questi vitalizi? Il mio pensiero è chiaro, lo abbiamo espresso pure stamattina nella pagina del Movimento, perché stamattina è uscita una notizia sul Corriere della Sera che incide per 200 milioni sul bilancio della Camera i vitalizi degli ex parlamentari, su un bilancio di 900 milioni, quindi il 20% del bilancio della Camera. Stamattina noi abbiamo scritto sulla pagina del Movimento, siamo contro i vitalizi dei parlamentari, nei giorni scorsi abbiamo detto, siamo stati i primi a dire che siamo contro i vitalizi del Consiglio regionale. Io credo che non è vero, io il comunicato stampa che ha fatto il Consiglio regionale non lo condivido, c'è stato chi del PD lo ha contestato e condivido questa contestazione. Quello è un comunicato stampa che è troppo burocratese, perché in altre regioni, come per esempio l'Emilia Romagna ed altre regioni, si è inciso anche sui vitalizi passati, con il fondo di solidarietà, si è inciso anche per il 22%, con un fondo di solidarietà si può incidere su questi vitalizi passati. Pensate che quei 10 milioni che sono stati detti non sono comprese le pensioni di reversibilità, che sono 46, quindi c'è un'altra cifra. C'è altri 8 milioni. Altri 8 milioni, quindi c'è altrettanti 8 milioni, da oggi ce ne andiamo quasi a 18 milioni. Le pare il bilancio del Consiglio regionale, sono stato in ufficio di presidenza, è di 55 milioni attualmente. Quindi pensate che incide per il 40%, non è possibile questo. È vero che in un bilancio statale e regionale è una piccola cifra, magari nel bilancio del Consiglio della Camera dei Deputati è una grossa cifra, ma nel mare nostrum del bilancio complessivo è poca, però è un segno di immoralità, continuare a pagare a gente che non è più consigliere regionale da 30 anni, da 40 anni, alle vedove o ai vedovi, continuare a dare il vitalizio. Io voglio dire, io sono un dipendente dello Stato, no? Io vado in pensione con 2.200 euro al mese e per i 3 anni che sono stato al Consiglio regionale, perché il vitalizio da questa legislatura non c'è, io non prendo né contributi. Io no, sì, però dalla prossima legislatura. Però lui se l'è preso, lui pensava di candidarsi al Parlamento europeo e dice tanto io li ho presi già 10 anni, poi mi prendo pure quello di Parlamento europeo. Perché questa è l'idea di Scoppelliti. Allora voglio dire... Vabbè, c'è chi pensate che in questi 3 anni che sono stato al Consiglio regionale, quindi è giusto che non ci sia il vitalizio, io però non ho avuto neanche i contributi versati da parte della mia amministrazione. Di cui ho scritto stamattina. Io l'ho visto che oggi voi l'avete scritto, questo è un problema giusto, perché io per esempio ora mi trovo scoperto di 3 anni. Un buco di 3 anni. Quindi allora dico, chi è dipendente pubblico come lo ero io, chi ha voglia di impegnarsi in politica partendo dalla società civile, forse non ha tanti vantaggi nel farlo, sicuramente economicamente lo fa a perdere. Chi è nulla facente, lo fa per mestiere, gli conviene perché va a prendersi l'indennità di consigliere regionale. Prima citavi il segretario del PD provinciale di Catanzaro, che ha detto una cosa gravissima, ha detto che questo adeguamento dei vitalizi è illegale, dice lui. Non è dovuto perché la legge è stata abrogata, quindi questi hanno fatto un adeguamento su una legge che non esiste. Io non l'ho approfondito questo fatto della normativa, però devo dire che c'è un vulnus anche lì. Nel senso che qualche conflitto di interesse fra chi dirige il Consiglio regionale e qualche ex consigliere regionale c'è però. C'è. Anche qui una Mi dispiace che voi non l'abbiate messo in risalto. Anche qui un'altra manina, immagini. Quindi il conflitto di interesse fra un ex consigliere regionale e chi? Ma questo sta a voi, credo che sia chiarissimo, i cognomi si conoscono. Va bene. Allora, dobbiamo approfondire questo passaggio. Ma certo ha suscitato un po' nell'opinione pubblica anche calabrese un po' di onestamente, no? Onestamente è giusto che vengano abrogati ed è giusto un'altra cosa. Io spero che questo... Perché c'è stato questo studio di questi economisti dell'Unical, no?
che hanno calcolato che il vitalizio medio è 3 volte e mezzo lo stipendio medio dei calabresi. Insomma, ma io vi ho fatto un esempio prima, scusatemi un attimo, io ho 39 anni e 8 mesi di servizio, se vado in pensione ora io prendo 2.200 euro di pensione, va bene, perché ho il contributivo. Ed è già fortunato, diciamo, 2.200 euro di pensione. Però considerando il ruolo, io ho avuto un ruolo di vertice nell'amministrazione statale. Allora ti voglio dire, chi ha fatto 5 anni il consigliere regionale, ma anche che ha fatto 3 anni da assessore esterno, poi si è riscattato 2 anni perché prima era consigliere, ha un vitalizio di 2.700 euro ogni 5 anni. È possibile questo? Io credo che sia profondamente ingiusto, perché io per 40 anni ho servito lo Stato, quindi ho versato i contributi. Per 5 anni non è possibile avere 2.700 euro. Lo stesso accade per i parlamentari. Loro ci sono 200 milioni all'anno, ma i contributi versati sono stati per una misura molto inferiore, circa il 10%, per la legge stamattina. Allora ciò non è possibile. Ora c'è il contributivo in Parlamento, cioè quello che versi ti recuperi. Sì. E devo dire che questo probabilmente è giusto, perché per esempio un dipendente pubblico come lo sono io è giusto che abbia una contribuzione, perché si mette in aspettativa. Ecco, quindi è profondamente immorale non togliere i vitalizi vanno eliminati. Se la Regione Calabria li ha eliminati non vedo perché le altre regioni... No, quantomeno basterebbe una leggina che dice che i vitalizi non sono cumulabili, quindi uno deve scegliere, cioè perché è ancora più assurdo uno che prende il vitalizio dal Parlamento, che è Publio Fiori, dal lavoro che non ha mai fatto. Publio Fiori, ve lo ricordate? Ma non è che sia stato uno che ha fatto la storia dell'Italia, ha il più alto vitalizio in Parlamento, prende oltre 10.000 euro al mese. Sì, l'ho letto, per favore, finiamola qui perché, veramente, viene veramente io entro in pensione con 2.200 euro al mese dopo 45 anni di servizio. Noi forse nemmeno la prendiamo. Nemmeno la prendiamo. Noi proprio col nostro ente, insomma... Siamo a rischio. E sono fortunato perché 2.000 euro è una fortuna. Sì. Bene, siamo proprio in chiusura. Dai, facciamogli l'ultima domanda, una proprio di quelle... Toste. Toste, non lo so, io ho una curiosità, ma non lo so, io volevo chiedere di Tommaso. Tommaso, devi sapere che è il primo nato della città di Corigliano Rossano. Tommaso è un nome importante. Che è un nome importante. A quale anagrafe è stato iscritto? E se io devo fare, che ne so, un piccolo lavoro, devo chiedere un permesso a un ufficio tecnico, oggi, a quale ufficio tecnico mi rivolgo? Che disse a Gesù, disse che voleva toccare le... Con mano, siccome noi vogliamo toccare con mano le cose. Allora, è molto semplice. Siccome ricordo le problematiche dei casali. È stato il primo iscritto alla nuova anagrafe di Corigliano Rossano. Quindi cioè le carte d'identità sono già pronte, voglio dire, con la scritta, il simbolo Corigliano Rossano. Loro hanno fatto una sistemazione provvisoria con i due stemmi, ma è chiaro che poi si arriverà a fare uno stemma unico. È vero che a Corigliano ce l'hanno un po' con te per questa legge, per questa fusione. A Corigliano ce l'hanno un po' con me? Sì, per questa fusione. A Corigliano hanno votato... Hai visto quelle vele? Sì. Se la prendono non con era Geraci. A me la vela. Era Geraci che poi se ne avevano tanto con me. Vabbè, dico no, ma ce l'hanno. Geraci è stato contro la fusione. Che tra l'altro... È il fronte del no che si divide e si schiera contro. Non ce l'hanno con me, i cittadini sono molto contenti della fusione. Io trovo molto contenti. Molto contenti. Io trovo un consenso enorme, da aspettative enorme da parte dei cittadini. Ora il problema qual è? È chiaro che c'è un parto complicato, perché sarà difficile i primi anni. Noi dobbiamo lavorare sodo, e chi sarà il sindaco di questa città ad amministrare questa città dopo il periodo commissariale dovrà avere delle capacità enormi, amministrative, non solamente politiche, perché bisogna lavorare sodo affinché le aspettative dei cittadini vengano esaudite. Dobbiamo fermarci qua. Quindi il sindaco non sarai tu, giusto? No, non si candida. Il sindaco io non mi candido alle regionali. Mi candido ad altro. Alle regionali. Mi candido ad altro. Perché poi questo quarto polo potrebbe anche esprimere un candidato alla presidenza, insomma. Lo deve esprimere. Certo che lo deve esprimere. No, dico... esprime un candidato alla presidenza e potrebbe anche essere, che so, Graziano. No? Non è escluso. Io questo ne devo dire. Anche perché moltiplicandosi i poli, diciamo, si abbassa poi il numero di voti necessari a vincere, quindi tutto è possibile. Questo dipende dai cittadini. Se i cittadini pensano che Graziano debba essere candidato alla presidenza e c'è uno stimolo in tal senso, come
Ne abbiamo come già devo qua. dire Allora c'è, siamo allora già qua. può anche uno candidarsi a presidente, ma Siamo deve già venire dal qua. basso. Già mancano 2 C'è anni. autocandidature, farei un errore grave ad autocandidarmi Ci sono- come è stato fatto in passato in questi studi. Io non lo faccio questo. Deve venire dai cittadini. Questo significa un colpo così, lanciato così. En passant. En passant. Ho detto che dialoghiamo con A tutti, buon intenditore. anche si con chi rivela si si rivela ad altri. sì. Va bene, va bene. Vabbè. Grazie. Grazie a per essere voi. stato con noi. Massimo. Come al solito mi fate dire più di quello che devo dire. Mi Proviamo faccio a una fare, promessa, diciamo. poi vengo qua e puntualmente mi fate... Questo è Massimo, la colpa è fate- sua. No, io, la colpa che è siete sua. sorridenti, La colpa- affabili. si la dicono colpa è tutti sua. che La sorridenti colpa e è sua. affabili. Ma dai. Vi ringrazio, Ma dai, per ti favore. ringrazio a te dell'invito. Grazie. Grazie pure Ci a vediamo te. domani, arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera.